chiesto se ero messo giusto. Sono dato... Te l'ho chiesto che vuoi la Voilà, ciao ragazzi. Allora oggi siamo pronti per tirare sulle patate. Ha preparato il trattore il padre. Teniamo giù l'arco perché deve passare in mezzo agli ulivi, se no appunto ci va addosso. Qui c'erano tutti i pali intorno di cemento che definivano l'area insomma in cui avevamo piantato le patate. Poi erano cresciute per bene insomma tutte le piante e dopo si sono un po' seccate. Stamattina le ho tagliate col decespugliatore e adesso siamo pronti a tirarle su. Dobbiamo fare un solco stando attenti a non romperle e ovviamente qualcuna si romperà, però insomma dobbiamo far così, altrimenti con la zappa non finiamo più. Ok, il palo spostato e tra poco arriverà anche il nonno e lo zio che ci daranno una mano. Insomma adesso vediamo se proviamo intanto a fare un solco, vedere come vengono su, se ci sono le cassette dove metteremo dentro le patate. Allora adesso proviamo a fare un solco e prima che arrivi anche lo zio e il nonno insomma, così vediamo quanto fondo farlo, cioè quanto serve insomma, in modo da non rompere le patate da una parte e comunque vengano tirate super bene, che si possano raccogliere in modo semplice. Oggi fa veramente caldissimo, ho già caldo ancora prima di iniziare il lavoro. Ah, che sei sbagliato? Sì, ma lì sei sull'erba, stai facendo? Andiamo a buttarla tutta da una parte. Ma si alza. Non è che dopo un tot non si sposta più, Dai, prova. Allora adesso metto la GoPro in testa così riesco a riprendere più semplicemente insomma tutto quello che succede. Bene, stiamo pronti per provare a fare il solco. Il padre ha detto che più di così non si riesce a buttare in là e vediamo, speriamo che non le rompa tutte. Ah, che stai andando sopra? Lì stai al centro, Così. Voilà. Quante patate. Tutte da raccogliere queste qua. Dai che dopo facciamo le patatine fritte. Adesso in pratica prima di proseguire dobbiamo raccoglierle tutte, perché sennò ci si passa sopra con le ruote e si rompono. Andiamo a prendere la cassetta. Adesso non metto la GoPro in testa però. Queste qua sono rosse, sono quelle che si usano a fare il purè. No, cos'è che diceva la nonna? I gnocchi. Questo è un sasso. Bisogna stare attenti quando si tirano sulle patate. Questo qua tipo è un sasso, mi sembrava una patata. Ma che c'hanno già il coso alcune. Muovi la terra che a volte la butta sotto le patate. Ma qua che radiciona che c'è. Qua che roba. Ci sono tutte radici che belle piene. Non sembrano rotte come quelle dell'anno scorso, almeno queste. Non ce n'è neanche una qua, come mai? Questa non c'ha niente di attaccato, è una radiciona grossa senza niente. C'è caldo. Boh, prima fila fatta tutta quanta. No! Abbiamo fatto la prima fila. Ah, me ne sono dimenticata una. L'ho scambiata per un sasso probabilmente. Guarda, quasi 2 mezze cassettine. Bene, allora le cassette là le abbiamo raccolte. Allora facciamo un altro solco. Devo stare sopra il sul. Cosa c'è? Vai là un po'. Che registri? Oh, gira adesso, gira. Dai, oh, ferma. Cosa fai? Devo restare in centro. Sì, in centro, se ti sposti magari. Guardate il padre che sudato che è. Allora l'hai sistemato? Oh! 2 hours later. Prova, anche. Giù tutto? No, giù tutto. Dai, giù. No.
In là. Sì. Vai shampoo. Bene, allora se vuoi farti Cosa c'è di male? le patate, quelle. Io ti dai su tutte. Ma forse perché ce ne sono meno qua? Ferma, dai. Ferma. Ascolta, c'ha l'olivo davanti, non è che posso andare dritto. Bisognava che te la capisce. Te l'ho chiesto se ero messo giusto. Sono dato... Te l'ho chiesto che voi la faccio. Ti ho detto sono giusto. Ti ho detto sono messo giusto. Te mi hai detto sì. Capito? Bisogna che te sappia. Guarda la profondità, adesso mi ha visto, mica. Ma ascolta, la profondità mi hai detto tu abbassa. Mi hai detto abbassa. Ho detto che tacca sta qui, no? Non lo so. Cioè se non ci sono, non ci sono. Non è che se scavi più in là ci sono. Ma in là, ma mi ha detto lui stai lì. Io sono stato dove mi diceva lui, dritto. Ma allora mi doveva dire sta più in là. E invece mi ha detto sta lì. Se no mi sarei messo più in là io, no. Comunque anche c'è sempre il coso, basta che fai 2 colpi qua. Guarda. Comunque non ce ne sono. È inutile. Non ci sono mica. Guarda, ce n'è 2. 2 belle grosse anche. Comunque dopo basta fare il 1000 solchi e le tiri su tutte. Later. Boh, ho finito. Non so. Guarda, vedi tutto perfetto. È la seconda che mi succede. Fermo un attimo, ripeto. Basta. C'è caldissimo. Vediamo adesso che solco che fa. Qualcuno in più c'è, forse. Ma queste qua sono tutte rosse. Altra fila raccolta. Adesso ce ne mancano 1, 2, 3, 4. No. Dove sono qua le patate? Visto che prima mi hai detto... Anche qua mi sembra che non ce ne sono tante. Guarda qua, bisogna muoverlo anche col piede, lo muovi. Vedi? Anche muovendo si stanno riempiendo le scarpe di terra. Questa è molla. Ok, altro giro. Dopo altre 2 nono e abbiamo finito. Mi vado a prendere un'altra cassetta però. Qua ce ne sono tante, no. Ma che roba. Mancano le ultime 2 file adesso. Oh, qua no, che patata che ho trovato. Bene. Adesso in pratica, dato che la fila lì è troppo vicino al palo, dobbiamo provare a spostare questa tutta verso sinistra. Ma sei sicuro che si sposta questa? E perché non viene? Zero proprio. Perché... Un po' si è spostata, Va indietro un po', dai, che vado torno al martello. Ok, con quello lì vuoi spostarla? Dai. Dai, cioè io sono... No. Devo tenerla in bilico così. Oh, boh, perfetto. Adesso così riesce. Anche c'è... No, fermo. Basta. Vai contro il coso, se no. Adesso mi lavo le mani, beviamo qualcosa. Abbiamo fatto una pausa perché c'è caldissimo. Oh, qua dentro si sta bene invece. C'è l'aria condizionata in cantina. Ti sei stancato, va? Oh. Pausa drink. No.
Ok, pausa finita, adesso è arrivato anche lo zio, finiamo di tirare su le patate che restano e dopo il padre va a prendere l'estirpatore da un'estirpata, insomma, in modo da tirar su eventuali altre patate sottoterra e poi preparare il terreno, vediamo se seminare il radicchio o qualcos'altro. Facciamo le patatine fritte, zio. Ok, abbiamo finito di tirar su tutta la fila. Queste sono le patate che sono venute fuori. Come le mettiamo, nonno? Le butto qua, queste bianche. Ho riempito le scarpe di terra. Ce ne sono di belle grosse, nonno, eh? Anche questa ora. Allora adesso sto andando a prendere l'ape nel capannone di là, perché carichiamo tutte le cassette e le porto lì vicino al muro della cantina, che appunto restano un po' più riparate. Il padre deve ancora tornare con l'estirpatore, ma fra un po' arriverà. Aria. Tiriamo. Tengo un po' accelerata, se no questa qua si spegne. Freccia. Le portiamo là vicino alla cantina. Ci sta. Boh. Andiamo pianino che non le ribaltiamo. Poi in discesa. Ecco, un bagnetto lo farei volentieri adesso. Qui al fresco si sta bene fino alla cantina. Ecco il padre con l'estirpatore. Andiamo a vedere cosa viene su lì. C'è la batteria della GoPro che scarica al 6%, quindi tra poco si spegnerà. Ah, beh, qualcuna dai c'è. Guarda qua. Poche però. Qualcuna c'è, no, ma sono poche. Allora, queste sono quelle che restavano. È passato un bel po' di volte e abbiamo tirato su tutte le patate, diciamo, che appunto sono restate sottoterra. Va bene, dai, noi ci vediamo alla prossima puntata.